Grande partecipazione di tifosi e appassionati ieri a Recoaro, dove nella pista pre-davanti è andato in scena il quinto appuntamento stagionale del campionato Top Rider. Unica nota stonata la caduta della campionessa mondiale Chiara Fontanesi, costretta al ritiro. I numeri sono da grande evento, più di 200 piloti iscritti, quasi 150 camper, un centinaio di famiglie, 200 meccanici e quasi 1000 tifosi. 6 le categorie di moto in gara, dalla MX2, la 2,54 tempi, alla MX1, la 4,54 tempi, dalle Junior 125, 85 e 65 a due tempi alle moto d'epoca. La giornata di ieri è iniziata di buon'ora alle 8:30, infatti al via le prove libere, mentre nel pomeriggio si sono svolte le gare. Per la Moto X2 naturalmente la categoria più combattuta, gradino più alto del podio per Borz, primo in gara 2 dopo il terzo posto di gara 1. Caduta invece per la campionessa Fontanesi, costretta al ritiro e al trasferimento cautelare in ospedale per accertamenti. Nell'MX1 vincitore Bertuzzo, che ha preceduto De Bortoli. Tra i junior primo classificato il giovane Gioele Faccio, che debuttante ha dimostrato molto talento. Durante il weekend è stato inoltre attivo un servizio di bus navetta che ha permesso agli atleti di visitare il centro storico di Recoaro Terme, apprezzandone i prodotti tipici locali. La giornata è terminata all'imbrunire con la premiazione sul podio del Motoclub Recoaro, che ha dato appuntamento agli appassionati per il 31 agosto, quando ci sarà la prima tappa del campionato motocross Triveneto.